Quando me nonna aveva l'osteria, tutti a chiamava, vien qua Gigetta mia, e a me diceva, aspetta un fiatino, adesso ve porto, stai a me col vino. Buonasera. Intanto mi so importare qua perché sono amico del Paron de casa, che è un compositore, ora che ho passione della musica insieme, ora ogni tanto vengo a aiutarlo qua là, ma non tiro mai skate, non so perché. E vive con sua moglie e a suocera, dice come è cagato, comunque adesso vedrà quanti che ne combina. E se vengo a vedere se tiro un fiale skate, perché ogni volta c'ha più in porto, ma qua non vedo, ma non che se viene nessuno qua, sono sta casa, che se viene nessuno. Guarda, ciao. Ah, Iganca, tosetta, ciao, guarda che bella puttana. Buonasera, buonasera. Cara, come ti chiami dov'è? A me sono Marietta. È Marietta. Il tuo Paron dove sei? Ah, non so che il va e il viene, non so mica dov'è che l'è. Ah, va, mi cercami. E il cerca, Marietta, il cerca. che bello Marietta, adesso ti dedico una canzone. Me piace i bigoi con la luganega, Marietta dammela per carità, Marietta dammela per carità, Marietta dammela per carità. Me piace i bigoli con la luganega, Marietta dammela per carità, Marietta dammela per carità. E adesso vai in cerca del tuo Paron. Marietta dammela, una bossa piena di vino. Via, via qua. Una bossa piena di vino. Signor Enrico, dovete vedere che personaggio. E fa finta di suonare e gli dice che lei è un lavoro che guadagna qualche scheo. A me non so mica mia massa. Sti 4 muri tengo su me lavorando tutto il dì e mi spacco la schina e poi si de qua e furbi si de là e poi va a cucinare e metti su una teccia e prepara i verze e prepara il coniglio. No, mi so sempre stufa, agra e io non fa niente. Posso come con lei? Se lavora a massa? E mi dirà che lavora a massa adesso. Cara mia, a lavoro qua a testa mia, Dio, a furbire questo infotramento qua, dai. Garazon, è un lavoro lavorare qua a testa. Marita, vedo, manina, guarda. Ai, via. Comandi. Vai, caro. Allora in mente di finire sta canzone. Ti dico mi come che va. Ecco. Un amore così grande, un amore. Ah, che ne metto uscire? Che così lei è più aggressiva, un amore così, tanto grande dentro e fuori, intorno a noi, un silenzio breve e poi... Senti che voce da paera che ha. E dopo mia moglie dice che non sono un compositore schifasso. Tutti i ciapo, tutti i miei. Un silenzio breve, poi la bocca tua. Che bella questa canzone! Ma l'hai dedicata a me? Te cosa sveglia? Sì, ma che bel risveglio! Vieni, Ma l'hai dedicata a me? Ma certo, guarda, alla mia cara mogliettina. Oh, dai, su, cantamela! Un amore così come si sì, Ecco, retromarcia. No, parece più aggressivo, no? Ah. Grande, un amore così. Tanto caldo dentro. Non c'è un doppio senso. Ah, ok, va bene. Caldo dentro e fuori intorno a noi. Un silenzio. Ma io senti anche a volte che rassa de parole insulse che questa canzone. Oi. Mamma mia quanto ridere. Hago per filmare la nasce a ridere. No, dico, ma se è possibile che ha sempre da disturbarmi e non mi lascia mai in pace tua mamma qua? Guarda che non mi pare che mia mamma ti abbia offeso, Guarda che piuttosto te. Ben, posso dire che la musica invece è anche abbastanza bella. Ora... Ma tanto che stento a credere che ti avevi scritta proprio te. Senti,
Ma senti tu da che pulpito che viene a predica? Allora, Enrico, guarda, intanto ti ripeto, mia mamma è stata anche abbastanza cortese. Cortese? È stata cortese, perché tu, a parte col naso per aria tutto il giorno, che cosa fai? Che cosa fai? Non fai niente, scrivi canzoni da quando ci siamo sposati, non fai altro. Non Che fai cosa altro. vuol dire? Colpa vostra! Colpa nostra? Colpa vostra! Perché? Sì, perché tra motivo Naldo si qua che mi disturba a me musa, cara! Ah, adesso Sì, ti cara! suema amusa, che amusa non sei altro che tu non oso beide, che ti viene visione de notte, Ah, sì, o attento. come vuoi far credere? Ma sì, stiamo a stare, guarda, perché per fortuna ti hai lasciato delle buone rendite e andiamo avanti così, perché cosa sennò vuol non dire? so mica come facevamo qua. Come Ma che se cosa- ti trovassi un lavoro serio, mia e mia mamma sarissimo molto più contente. Beh, Massa fatica se cara a lavorare, se È massa vero. fatica. E poi, che cosa? non che se testa qua. Senti. So che da- asciucala, perché sì. siamo io. Sì. Quello che va ben pagare. Senti da che pulpito che viene e a predica Baerina da giostre! Ma Enrico, come osi prendere in giro mia mamma per il suo passato artistico? Aspetta! Che sei partito? Avevi fatto l'arna! L'arna? Sì, cara, l'arna! Insieme a un palcoscenico, vestia dei veli e lustrini, sei passato artistico! E va bene, ma cadamo arma di rompermi scatole per me passato invece di artistico! Ma la lingua che non ti sia altro. È invidioso. De cosa? È invidioso De cosa? che si fa lontano. De cosa? Sì, caro. Guardami bene, ricordati che mia fine dei spettacoli avevo e a qua, caro, fuori del meccanico. E a qua del muso! Altro che... Quella che tacca sul tagadà che siete tiri da visi da finiti il gistro, ma andiamo, ma cosa? Vuoi attaccare subito la mattina? Sì, Dai, ma cosa va da che sta messo cosa Ma se mi? meglio che vada via. Barbara, ma perché non la smetti di prenderla in giro? Ma lasciala stare, no? Brusore, Mi sto dispiace interrompere sta discussione, ma lei arriva un certo Paolo e mi ha detto che lei è un suo amico e che vuole rientrare. Io lascio fuori. Lascio fuori. Gli dico che non è in casa. Non ho voglia di vedere nessuno. Come No, mi fagli entrare, fagli entrare, fagli entrare. Lo faccio entrare o lascio Sì, fuori? fagli entrare, Marietta, Lo faccio entrare. Cioè, Lei dico- Marita, le- e la parola che io fai entrare, fai entrare! Comandi. Comandi cosa? Paolo, signor Paolo, prego. Vivere in casa con- Entra, vieni. Con una suocera. Aspetta che lei è E ingombrante neanche- fa l'artista anche Buongiorno a io. tutti! Mamma, Se che arriva lavoro. l'artista, se arriva il maestro della pittura, se arriva il genio del colore. Oh, se arriva a me! Moglia. Paolo, Oh, no. ma sta attento, ma posso farti una domanda? Ma con tutti i scheghe, bello come dici sì, a te potresti fare bella vita in giro per il mondo e a te te prendi ancora con queste monade qua? Questa è arte. Ma vuoi cambiare perché mi viene su. Vai, cara, vai. Vado bene così, Paolo? Ma ti te sempre bene. Però, alza un pochettino la testa. Un pochettino anche. Ok. Girati un pochettino verso sinistra. Destra. Ridi, ecco. Sta ferma così, mi raccomando, non sta a muoverti, Che bella che ti sei. Grazie. Ma passeria tutta la vita a guardare che ti ridi. Sì, ma sento che fatica, Paolo. Ma per cosa ti sei tomati dadi con me? Domanda che a mia mamma. E con Enrico poi, è il mio migliore amico. Sì, ma mica mi faceva saperlo. Ah, Angela, se te che avessi conosciuto prima. Ma Paolo. Ma manca un pochettino di benvenuto. Paolo, mi fai perdere la posa. Te mi hai detto ti. Scusa, te hai ragione. Non ho più da venire su sta casa. Basta. Sai cosa che faccio? Andrò lontano. Come la canzone. Come la canzone. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Sì. Non mi ricordo. No. C'è. Sta attento Paolo, ma per cosa non te che ne fai uno anche qua a Marpione che noi... Ah scusa, vuol dire a mia suocera. Beh, ma sai che non è una brutta idea, sai, Ma la mamma sarebbe molto contenta di ricevere un ritratto. Ma aspetta però, aspetta. Sei abbastanza, sì?
Guarda, do giusto un altro foglio. Guarda, che bello, che bello. E pensare è che staravamo così bene, senza che rompiscatole in casa. No, dico, ma su sto mondo sparisse civiltà e guerre, meno mai mi auguro che finisca. L'unica che rimane sempre al mondo chi è suocere. Cioè, ma mi pare che forse sia vero che sia pirangoeare della società. Bravo, bravo. Che lirismo, che poesia, Grazie. Ma che cosa puoi rimproverare, mia mamma? Ma cosa vuoi da questa povera donna? Tutto, cosa posso rimproverare, cara Angela? Eh. Tutto compreso il fatto che non sia vedova, al manco poterissimo marinarla con qualche insemenio qua che si piede, che così mi guarda, a che faria anche a dote che faria. Pensa. Vabbè, mi sembra che tu che fosse vedova. E io vai a No, Paolo. si sono separati. Ma scusa un attimo, Ciccio. Ma io conosco tuo suocero. Ma vai a Ho Paolo. detto mai visto? Ma cosa si devo dire? E se da qualche parte in Sud America e da quando te vedi, Vito, e se guarda a vendere e cremar sua mogere e domandate perché? Ma cosa? Caro il mesene. Aria qua. Aria qua. Cosa che ne diràs tu? De cosa? Invece che stare qua a coglionarmi attorno in giro, te trovassi invece un lavoro più serio. Sì? Guarda, e non te dico più, Sì. che mia tua età, vero, ciapavo quasi 500 franchi, ma 500 franchi è il valore di una volta, 500 franchi? ricordate. Porca di... Ma Enrico cosa vuoi insinuare con quel gesto? Scusami, Ah, mi non insinuo niente, cara mia. L'ho fatto così solo per dire, ma sono stufo di sentirmi dire che sono un uomo fallio. Paolo! Ma sto attento. L'altra sera io ero qua, dentro la mia stanza. A un certo punto si entra mia suocera e mi domanda se per andare in giardista meglio con capelli nero o quello rosso qua Beadina. Guarda, Aspetta un attimo. Guarda, Quello rosso qua Beadina. guarda, che a conversa per tutto, vero Paolo? A un certo punto che io ero straimpegnato su questa musica, entra mia moglie, te vedi come è fatta, e attacca a scuettare, e va avanti, e indietro, e avanti, e indietro, con si tacchi, e verso un cassetto, e verso che nell'altro, o se sbaglio, non dico, ecco, Sara, e dico, Angela, sta attenta, cosa, senti qua che robe. cosa sento di cercare? Ah, niente Federico. Cosa hai detto? Ma è ora, se non ti cerchi niente, che cazzo devo fare? Ma io non puoi essere il problema, scusami un attimo. È il problema che si talmente guai, Vardeve, che pari fatte apposta. Basta si sentire anche per voi altri. Dai. Mia moglie si chiama Angela. L'anima di sopora nonna, Celestina. Che tra l'altro ogni tanto a me viene in visione notte. Coi baffi lunghi per farmi dispetto, no? Sai? Enrica, svegliate! L'organo delle suocera, Santina. Angela, Celestina, Santina. Con tre nomi così a dover sentirmi in paradiso. E invece no! Diavolo e assi dove mettere il nome! Diavolo e assi! Ma dimmi come che faccio a comporre così doramente che è sempre dentro! Beh, insomma, guarda, che se sei così, mi qua dentro Cosa? non metterò più piedi in sta stanza. Cara mia, neanche mia ne eviterò più qua dentro se sei per quello! Anche Massa che non venga più. Mamma, guarda, Sì. lascialo stare, guarda, oggi senti Sì. una roba Eh. insopportabile. Ho Lascialo visto. stare, guarda, tranquillizzati. Sì. Ora ti dico una cosa bella, va bene? Va bene, Una dimmelo. cosa che ti farà felice. Dimmelo. Il Paolo Il Paolo? non vede l'ora Sì, di farti un ritratto. È il Paolo? Sì. È il Paolo? Sì. Paolo un ritratto a me? Ma benedetto dal Signore, ma che idea! Ma sento sicuro che te vuoi farmi proprio a me? Sì. Oh mamma mia, ma che emozione che mi viene! Ma ascolta, ma vestia così Paolo? Oh, si metta nuda. Oh, che ti sei tu, stasera ti passi mai? Ma dammi il tempo che vado a mettermi qualcosa di più decente. Ma Paolo, te mi aspetti? Va bene, vado a mettermi qualcosa di più decente. Ma cosa sei che vado a mettermi? Non so neanche. Ah!
bellissima idea! Vado via! Ciao Paolo, Ciao. mi raccomando, mantenete ben di casa. Grazie. Vai mamma, vai! Perché è fatta felice. Sì, vero amore? Vieni qua. Guarda. Ti ho detto di stare ferma. Guarda. A te si fuori la turbia, mi tocca rifare tutto adesso. Dai Paolo, anche tu, dai. Allora anche tu, ma c'è una vita che vado io. Allora, Paolo, facciamo una cosa, va bene? Allora, andiamo in giardino, fare una bella passeggiata, così ci prendiamo un po' d'aria, aspettiamo la mamma, va bene? Va bene. E tu intanto, musso, lavora, che de botto, non la sobeide, ze qua. Lascia stare menore di. Lavora, muso. Grazie. Vieni Paolo, se potessi tornare in Rio, Paolo, guarda, se potessi... Ragazzi, Che c'è? non è proprio Dio, perché qui se camere, i giardini se le ha. Ma che? Guarda che mi scrive, guarda come state oggi sempre. Vai, caro Paolo, vai. Bel lavoro, musso! Muso. Maledetta andare a vivere che a volta come moglie di suocera, perché la suocera c'è come un martello che batte. Scusa un attimo. Giovanni. Sei come un martello. Ma io dormi a tre, se no come che faccio fare il tigre, tu so, tanto per svolgere. Maledetta. Non sta mica a ascoltare, non sapete, poveretto. Io suonavo all'orchestra, suppiava tutta la tromba, guarda che bocca che ha fatto, una forza di suppiare. Non sta a ascoltare, sento cara, ma mi viene da piangere. Dall'altra. È morta massa giovane, è morta. Andiamo avanti questo Cristo. Un amore uccide. Però, mica sono un artista. Glielo riva il fatto che poi e la bocca tua si accende. Signor Enrico Vai avanti ancora. e a signora Santina me ga mandà a domandarghe. Chi? E a signora Santina. Me suocera? E a signora Santina. Ti devo domandare cosa? Se è verse voi con la signora o con l'aio? Marita, chi sei? Comandami. Io sono venuto a domandarghe apposta Colaio. con l'aio. E la signora Santina ti fa una bella roba. Se te poi ti sappi a testa sulla penna, te strucchi dentro. Andiamo. E il fuoco ti impiccia al massimo. Andiamo. Signor Enrico non si può. Fai qua solo che a me non mi interessa. Ti dico mi no, signora Santina, ti dice il comando mio qua dentro, casa mia questa. Comandi. Avanti e non sta disturbando che sono concentrato. E la Santina comanda, signore, verse. C'idea, domanderanno quante volte voglio in bagno a farla. A calcolare il bollito dell'acqua dopo. Signor Enrico Ancora! e a signora Santina. Ancora! E a signora Santina non sta a arrabbiarsi con me. Non sta a arrabbiarsi con me. Mega ditto di domandarghe se il coniglio è voi rosto o in teccia. Ma te che dice signora Santina che il coniglio non mi piace, però mi piaceria tanto che magari dove c'è il brenton qua potessi anche buttarsi dentro. Andiamo, signor Enrico non si può, non si può. Io faccio rosto che non lo voglio litigare un'altra volta. Comandi. Mega sa sverma, dica così, che non lo voglio arrabbiare. Comandi. Comandi, dai. Sì, perché avevo pagato poco al parco dei Tili 5 euro l'ora. La bocca tua si accende. Bene, e ora, se c'è un amore così grande, un amore così, tanto caldo dentro, fuori e dentro, perché se il caldo se dentro e fuori, Sì, signor Enrico, che detto il turchelo? Ma io sei... Zia Gigetta! Carissima, vieni qua con me! Ma dove sei? Quanto cosa fai tu qua da sua? Se te sapessi, Oh! E questa che c'è? questa, la zia mia amica del cuore, Bonjour! ti ha presento. Brigitte. Bonjour Brigitte! Carissima! Comment t'appelles? Calma! Calmo! Ma dove tu trova? A sosta in tour a Parigi. A Parigi? Oui, oui. Ma sì,
l'ho conosciuto al Moulin Rouge. Al Moulin Rouge? Ma che onore! Ma senteve purtroppo... Sì, bene. Sì, benissimo, senteve rente qua. Sì, purtroppo con solo sei di zia e ora ti dico me. E ti si assente pure là che mi Guarda che coscia, guarda. A lei Dometri, è una bestia questa, no? Donna? Va che lavori. Da dove proviene? Francia. France, Paris. Oh. Oui, Paris, oui. E poi siamo saliti sulla torre Eiffel. E purtroppo aveva problemi di indiverticoli e mi ha toccato In diverti qui. sorreggerla per venire basso perché sennò la perdeva l'equilibrio. Maria Vergine, quanti giri, quanti aerei capito a... No, aerei no, perché soffro di aerofalgia. Brigitte, Niente. Sì? adesso per piacere sentite qua che mi sento lì. E perché? Ma io sto bene qui. Siediti qua. Ma te che puoi adesso- stare... Ma non te puoi... Siediti qua. Calma. Beh, guarda, sia la seconda francese che conosco, sia. Sento una confidenza che te voglio fare. E la prima francese, se parla di... Aspetta, non mi sente mia moglie 30 anni fa. Pensavo fosse amore, sia. Magari devo mandare 120.000 lire. Beh, pochi. Con una sbandata, però io dai. Certo, ma come mai sia qua? Come mai sia? Siamo qua perché Gavaria ha un piccolo problema. Tu dica A problema. Gavaria, nel mio paese, sia i muratori che i bianchini, che si devono sistemarlo. E vorrei chiederti se per Sky? piacere... No, non stanno con me, Sky, No, capite che- Sky, no. Te sai che mi so zitea e gola disponibilità, non ho nessun problema, ti sai, no? Tocca Brigitte, sta un po' calma. E siccome che avevo Brigitte? Scusa, no, ma si è attaccato l'unghia. Basta che cosa hai visto, Enrichetto? Sì. Ascoltami. No, scusami, ma quando che vedo Sì, una so, casa... so, No, che ma siete quando forti che vedo di una chi, casa so. così, a me mi viene in mente il mercato cosa? Ti sai, le reti? Ascolta, Enrichetto, è il piacere che voglio chiederti. Domandami tutto. E siccome che abbiamo appunto sti persone che lavorano, voglio chiederti se per piacere te puoi ospitarmi qua anche una settimana. Pochi dei giorni, te va bene? Tutti do? Sì, tutti e due. Manca 2 settimane, 3, un mese. E sarà 2, 3. Ti capisci che se mi attegno là con me, avevo paura Che te faccia la festa? Ma scherziamo, qua è festa, non te fa festa, te fa foglia, te fa l'albero, te fa tutto qua io per Ma se ti sei qua, ma sarà contenta anche a mia moglie, ma scherziamo. Sì, sta lì qua, quanto vuoi. Non che sei buono. Adesso che mi so come un leone, se ti credi di sfidare uno in gabbia, a te che è quello, guarda che petto. Guarda che sto come un elefante. Dimmi sia. Ascoltami qua, mica capivo che tua moglie è d'accordo, ma il problema è tua suocera? Suocera? Sta neanche. Che vuol dire La suocera? mamma di sua moglie? Me suocera, che quando che sento me suocera, mi si inverno i buè. Come ci mai guardi in Francia i buè? Buè? Ecco il buè. Buè? E lei come un scarbonasso, te sai che ti taglia a testa, ma continua sempre ad andare avanti. E ti accorgi, Dio, e ti manderisci, e ti manderisci a tutto. Guarda, sento non so. Calmami. Cos'è scarbonasso? Porta pazienza. Cos'è scarbonasso? Scarbonasso è un pesce che è grosso, lungo e viscido. E il problema non è tanto la dimensione, è che sbriccia tutte le parti. Tu essere scarbonasso? No! Oddio! Mi ha fatto paura. Ma ascoltami qua, ma dico, come si fa a portarsi in casa anche a mare e a moglie? Come si fa? Zia, sta in condizione dell'Angela, messa su da Marbiona, o tutti i dog ha detto o niente. E mi goccia da? E ti rincoglioni io, no? Te che hai perso la testa? Buona! E te che a Boccalamo? Boccalamo, mi piaceva talmente tanto che gocce due sì, ma che ti ho visto che razza di femminile che gotta 3 mani, tu sai come fare? Ma al manco, te vorla un fiade bene al manco. Sì, un fiate bene.
E a suo convinto che mi era male da pescai e per far contenta sua madre, te lo dico mi? Insomma, guarda, caro nevodo, non te ne fai per niente di casa, neanche una scianta. Grazie. Neanche una scianta. Se sapessi lì come che vivo tutto il dì, qua davanti, vendrio come morire, non so, ce la Ti parlerò d'amore e sfoglierò una rosa. Dietro, via! Sei pericolosissima! Con la tua bocca ansiosa che non conosco ancora, ti parlerò d'amor con voce sospirosa, non c'è più dolce cosa per far felice il cuore. E presento me suocera e la barba e giostre. Regina del varietà. Ah, prego. Regina di varietà. Avanti. Sì. Ciao, Wanda! Oh, Benedetta, ma è a chi sei? Ma come fai a conoscere il mio nome d'arte Wanda con la doppia V? Guardami, non te ne conosci? No, non te ne ricordi proprio niente. La sua regina. Ti sei un po' insignificante. La sua Luigina, non te ricordi di Aspetta me? un attimo, anche mio, che se passano anche tanti anni, era quando che te facevi la caramellaia, te facevi caramelle che col le miele, caramelle, te sì. ne davi, eh? Sì. Ah, sì, che te ricordo. Sì, cara, Ah, ma finalmente. ti sia Gigina? Certo. Ma certo che ti sia Guarda, Gigina. quando che non si vedeva, cara. Ma ciao Gigina, ma vado, girate che te guardo. Ben, dai, che te può andare. che ti gira la testa. Un pochino sì. L'età. Sento Enrico, sento quante volte che vedevo passare quando andavo a fare le prove al Teatro Verdi, che lì lavoravo nella fabbrica dei caramè da Tommaso, e sento cosa che facevamo, che buttavamo là i caramè per tornare in due in modo che dopo a sera entravamo gratis. E buttare nella piena, no? Qualche volta. Che bei tempi invece che era. Meravigliosi. Ti ricordi tu Gigina che bei tempi? Mi aspettava fuori del teatro codè che i massi dei fiori e dopo gli veniva torne a sera e mi portava su una carrozza a cenare sui migliori ristoranti di Padova. Si spende Altro che Sì, ma si spende un altro febbre, tu la vuoi cara Tracy? date una calmata. A me mi dà una Sì. calmata. Ma non vede che davanti agli ospiti e a far ridere anche Caine vi sia così? Ricordate bene una volta per tutte che con sto costume qua ha avuto i più grandi successi del mondo. Più grandi successi del mondo. Adesso da dire anche una roba. Dove? Ieri era una gran bella. Ah sì, no, 300 anni fa sì. Ma andemmo. Mi vede a A ridere. me te ne dici che faccio gradire Le galline, i galline, pitti Ma anche. fammi un piacere, pupolotto, che non ti sia altro. Guarda! Dammi un po' di Guarda! calza. E le come coiale! E che hai squato che le come coiale! là là, che mauvais caractère! No, che carattere di merda che ha! Ah, ecco! Carattere! Guarda, sei un compositore della mia classe! Deve essere sua una cosa sugli occhi, guarda! Non esagero. Sento cosa che ti dico? Che Diago trova Paolo. E ora? Il che ha detto che non ha mai visto un vestito così bello. Anzi, dice che è un mondo originale, ma detto da io. Va bene, altro che ti cosa sito buon capire, sapere e fare. Ma va. Ma e ora cosa vuoi parlare, Paolo? Che non sa neanche pitturare e dire cosa? Paolo è un gran signore. Ma guarda come... voglio copparla se potessi... Comunque, mi ero convinto che roba così. Cara signora, che sorpresa! Guarda che non si vedeva. Come andiamo? Benissimo. Wow, sì.
Seminuova! E questa? Scommetto che se me ne voda, vero? Ma sì, cara zietta, Enrico mi ha parlato molto di lei, ha detto che lei è un tipo pieno di sole, di luce, di vita. Ma che bello, ma Direi che proprio bello. di sì, sai. Ma che bello, cara zia, così porta un po' di sole in questa casa buia, triste, sconsolata. Perché deve sapere, cara zia, che per suo nipote esiste solo un piacere, la sua musica, ovviamente, e un dispiacere, mia mamma. Vero, Enrico? Beh, tu mi pare di aver detto di essere un uomo perfetto, cara No. Angela. Vogliamo attaccarla ancora? Ha avuto rovina, ma dai, allora andiamo avanti. Scusami se interrompo sto quadretto, ma sogno qua per salutare, sogno dire addio. Come? Ma quindi prima dicevi sul serio in giardino? Ma dove andrai? A Conche, a Paposse, Rosolina, Sottomarina? Angela, Ma che cosa ti finisce interessa che che detto dove in che giro. va, Paolo? Ma voglio sapere. Ma non finisce che ha detto in giro. Ho deciso di andare in un posto lontano e che starò finché non sarò guarito. Ma Enrico, ma se io per caso, ma Ma se a me non so io non capire niente. Io andrò in camera mia a piangere finché non tornerai. E tu? Vieni via con me. Sì, Io? meglio che vieni Io, a me? Sì, te, cara. E dove andiamo? Ti faccio vedere io un paio di cosette. Stai ferma, va avanti. Paolo, sono mica non è a casa? Sì. Paolo? Oh. Che tu vuoi scherzare? Ma qua a scherzare, sta attento, a sol libero, ricco, bello, butto via, come si chiama? Cavalletti, pennei, se metto una bella azienda ricca. Paolo, Paolo! Perché un guarda che non ho giornata proprio. Emi? Paolo? Emi? Te me assi qua in casa come mogliere e me suocera avanti in rio e ti te vai via? Ma non te deve la Bisogna che vaga, non te capisci? Bisogna. Cosa vuol dire bisogna, Paolo? Cosa che sei sto bisogno? Perché bisogna? Perché? Perché? Perché tocco di mona, sono innamorato di tua moglie. Ah, beh no, anche questo qua mi tocca sentire adesso. E siccome non la voglio portare via, Bravo, ben dito. Zia, a sto tocco di mona e io devi pensare che mi piace a tutte le femmine che mi piace a me. vuol dire che abbiamo gli stessi gusti. Ma trovate un'altra, tu osa guarda con sai quante che ne hai qua dentro. Dovete una Maria te ha, come niente voi. Sì, mica uno è bello tua moglie. No, fermo così, attento. È meglio che mi vada via, vado lontano. E ora, Paolo, posso fare un... Buon viaggio, ciao. Fermo, posso domandarti un ultimo piacere? E domandami questo ultimo piacere. Vorrei portarmi a qualcosa che mi ricordasse, non so, una maglietta, un profumo, un qualcosa che quando che sento mi viene in mente questi momenti qua. Una cosa che ti ricordassi. Pensa su. Che abbia profumo, stesso odore. Paolo, che razza di domande mi fai? Che mattina ti svegli che ti pare di avere l'aria, Paolo? Sì, Che abbia quasi più o meno lo stesso aspetto? sì. Che abbia quasi, Paolo, sì, lo stesso odore? Dai che siamo... Paolo, portate via mia suocera così! Sei a posto! E sei un guai, la mattina ti svegli, te che sta vena sotto il naso, che se tu ti do! Ascoltami amico! Cavolo una curiosità, ma ti si tocca cascare al ciuccio col caricotto in bocca da Non caro. Ma portate via, sì, te porti via mia suocera, te la ricordi? Non immaginare. Maria Vergine, Suocera, a te mi fai venire una spisa che mi... Paolo, Dimmi. sta attento qua. Adesso a te accompagno casa. Ma mi faresti un piacere? Anche a dove? Veniristo con me in stazione che goda andare i paesi mie, quelli a Brigitte? Sono qua a disposizione. Grazie infinite. Va bene? Ascoltami. Dimmi. Ne vado? cara. Un attimo, ne vado. Dimmi. Se vediamo stasera, no altri. Sì, sì. Anche fermi tua quasi. Facciamo una senetta stasera insieme. Prima va bene? serete chiamato morbidemo sta giornata perché si partia malissimo. Paolo che ha messo adesso il su che non siamo a posto. Andiamo via. Paolo, ascolta. Sento cosa che ho da dirti? Dimmi. Che non sarebbe mia sbagliare l'idea, Cosa? Enrico. Qua è. Quello di portarti via Santina. Cavolo una curiosità cattiva, mi usaste sul ciuccio da piccolo. Qualcosa che ricordasse, ti domando. Te l'ago? Do? Un colpo solo? Via!
E che abbia lo stesso odore, te vedrai come che si impregna a pelle, il viso, te che è tutto sotto il naso mattina e sera, sto odore di suocera che va avanti in drio. È sempre quello, si tra muffa e morte e muffa. Ancora. Angela, Dimmi, mamma. Queo cara è il c'era un marito adatto a te. So. Guarda che capolavoro che hai fatto, guarda. A parte è che il soggetto merita, ma il Paolo è proprio bravo, è un vero artista. Un artista. Se ti guardate chi che te che è marida, guardate oh. Maria. Guarda. Sa, cara Sofia Loren, che ha scommesso a rompermi. Ma Enrico, ti pare questo il modo di parlare a mia mamma? Ma Enrico! Sarà ora che tua mamma Dimmi. andasse fuori a sta casa. Tua mamma! Ma neanche pari idea. E a stare attenta di non togliermi tanto di cimento. Perché goi vai, che Dio si fa, che gira come Erode del Tagada. Mamma, tu stare. Sta attenta. Mi cara goda cedere davanti A cosa? davanti a cosa? davanti a sto A cosa? a sto elemento qua che ho davanti che te sì caro te sì un nulla facente.